La cosa straordinaria di questa mostra è che continuiamo a fare scoperte. Sembra quasi che abbiamo aperto come un vaso di Pandora e cerchiamo ancora cose dentro che vengono fuori. Ho ricordato il bellissimo acquarello che ritrae la sala da pranzo del Grand Hotel negli anni 30, ho ricordato per esempio il ritrovamento delle etichette delle valigie che non avevamo, una cosa straordinaria, e adesso per esempio, come abbiamo poc'anzi detto, il telegramma di Leonora Duse che certifica che lei appunto ha soggiornato al Grand Hotel nel 1922. Il lascito è quello di avere riscoperto una storia che era stata dimenticata, era stata sepolta. È giusto che i veneziani sappiano che cos'era questo palazzo prima e quindi attraverso il catalogo che rimarrà, io spero anche diciamo, nelle librerie, nelle biblioteche eccetera, uno potrà avere appunto testimonianza di quello che è stato questo palazzo negli anni 30. Comunque questo telegramma porta uno scoop di conoscenza che fa capire che la Duse ha soggiornato anche il Palazzo Ferrofini. Finora non era conosciuto questo fatto perché non c'era documentazione che esistesse, lei soprattutto soggiornava al Grand Hotel Britannia e poi l'Europa e poi soprattutto nei palazzi e soprattutto nel Palazzo Barbaro dove ha soggiornato in pratica per circa 5 anni. Pertanto l'importante è questo. Poi il telegramma è importante perché parte da Asolo, il 29 di agosto del 1922, è indirizzata al legale di D'Annunzio e si potrebbe intendere nel senso dello scritto che addirittura potesse avere un appuntamento con D'Annunzio a Milano.